Euroregione News. Il Friuli ha perso 3 pilastri. Iniziato tristemente il 2017 per la perdita di persone care, Alberto Di Caporiacco, giornalista, direttore de Il Giornale del Friuli, aveva 57 anni. Marzio Trassoldo, 3 volte rettore dell'università, 2 volte presidente della provincia di Udine, aveva 77 anni. E Domenico Zannier, poeta e scrittore 86enne, pluripremiato per le sue opere. Ciò che accomunava i 3 personaggi era la passione per la loro terra, il Friuli, impegnati per la trasformazione della regione Friuli-Venezia Giulia in solo 2 province autonome, il Friuli e Trieste. Sopprimere tribunali, province e ospedali non giova a un'economia da dittatura fiscale che subisce il salasso di centinaia di migliaia di migranti e delle operazioni nel Mediterraneo e delle varie spedizioni militari nel mondo. Ci fanno mandare l'aviazione anche in Estonia adesso a controllare la Russia, ma la benzina di quegli aerei la mettiamo noi. Siamo persi. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.